quanta gente ci sta? Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora finalmente quantomeno si gioca a carte scoperte, cioè quantomeno ormai non si fa più nemmeno finta di non dichiarare che esiste un progetto politico-culturale agghiacciante, a nostro giudizio, che salda alcune rivendicazioni della comunità islamica, spesso che sono rivendicazioni islamiste in realtà, ma portate avanti in modo surrettizio e apparentemente democratico, con l'alfabeto dominante nella nuova sinistra, nella neosinistra, woke, ultradirittista, ultra politicamente corretta, che evidentemente si è messa in testa di nutrire il coccodrillo con l'obiettivo di essere mangiata per ultima, come avrebbe detto Sir Winston Churchill. Una cosa è una saldatura che è un fenomeno epocale della contemporaneità, che abbiamo visto in Francia, abbiamo visto nel Regno Unito, che ahimè esprime oggi il sindaco di New York. New York, la città della Statua della Libertà, ha un sindaco socialista islamico con un passato di frequentazioni oggettivamente in bilico sull'islamismo, e ci fermiamo qui. Queste istanze ormai emergono sempre in modo sempre più nitido e trasparente anche in Italia. Ha per esempio raccontato il giornale, ha fatto il punto su questo fenomeno citando il signor Ibrahim Youssef, divulgatore, dottore in scienze politiche e filosofia, attivista dei giovani musulmani d'Italia e volontario dell'Islamic Relief Italia. Viene citato nell'articolo del giornale un podcast in cui è intervenuto questo attivista, un podcast che sarebbe un progetto di potenziamento personale e crescita spirituale, ma in ogni caso sono molto interessanti le cose che sono state dette da un esponente colto della comunità islamica, che ha imbastito un ragionamento di prospettiva, non come dire degli sfoghi di cronaca. Riportiamo i passi più significativi. Pensate al caso dell'Italia. Oggi abbiamo dei partiti di destra che quasi un secolo fa erano coloro che sterminavano gli ebrei e invece ora promuovono lo Stato di Israele. Vabbè, qui siamo nel campo della follia più che della politica, nel senso che i partiti di destra oggi in Italia, non so, la Lega, Fratelli d'Italia, chi erano coloro che sterminavano allora gli ebrei. Capite che se la premessa è questa abbiamo paura delle conclusioni. Ma lo diceva il signor Youssef per dire che hanno fatto un cambio radicale enorme. E anche la comunità islamica, a suo giudizio, deve fare un cambio radicale, a partire, ed è questo il cuore della questione e del progetto, dai numeri. Se infatti nel 2022 i musulmani erano il 4,6% della popolazione italiana, le proiezioni la portano al 9,6% nel 2050. Quindi dopodomani. Ebbene, dice questo attivista dei giovani musulmani d'Italia, partendo dall'ipotesi che questo 9,6% abbia cittadinanza italiana e possa votare, occhio a cosa c'è davvero dietro le retoriche, le battaglie pseudo-dirittiste sulla cittadinanza libera, la cittadinanza iperfacile e via dicendo. Ma, continua il signor Youssef, capite che la comunità musulmana avrà un impatto enorme dal punto di vista politico. Se votassero tutti, un partito come la Lega non si permetterebbe mai di andare contro la comunità islamica, perché altrimenti non potrebbe vincere. E quindi innanzitutto nomina la Lega, che evidentemente è lo spauracchio di chi cova progetti islamogoscisti, e già solo questo è un punto a favore della Lega per noi. E poi si permette di dire, scusate il gioco di parole, che la Lega non si permetterebbe mai di andare contro la comunità islamica. Questo è uno degli obiettivi evidentemente di loro signori. Ancora più interessante, spero che nel 2050 ci siano personaggi molto meglio di Mamdani. Cioè Mamdani è già un mollaccione un po' contaminato ovviamente dal consumismo newyorkese, però insomma finché c'è ci prendiamo Mamdani. Ma finché continueremo a snobbare la politica, come dice un mio amico, cosa ci aspettiamo che cambi? Da qui la conclusione: bisogna far sì
che quando un musulmano entra in politica noi lo appoggiamo, a priori, per il fatto che è musulmano, cioè è un valore il fatto di essere musulmano, perché evidentemente essere musulmano significa condividere un progetto di cambiamento della società in nome dell'Islam che Michel Houellebecq ha già chiamato, descritto, anticipato come sottomissione. Il musulmano in politica non può promuovere tutto quello che un musulmano dovrebbe promuovere, dice Youssef. Certo, non è che si può fare la Sharia dalla sera alla mattina, però step by step. Step by step, guardate che questa è la sintesi perfetta della strategia portata avanti sul continente dai fratelli musulmani, da tutti gli addentellati associativi che si riferiscono a questa galassia, a cui dà sponda la neosinistra islamo-goscista, che è la sottomissione graduale, la sottomissione step by step, la sottomissione gentile. Peccato che sia un ossimoro sottomissione gentile, perché l'esito poi è quello profetizzato da Houellebecq, cioè il cambiamento di volto, di coordinate storico-culturali di un continente. È quello che c'è scritto nel documento di strategia americana sull'Europa, è il rischio che secondo gli americani corre l'Europa. E noi ci siamo scandalizzati, abbiamo inveito contro Trump, abbiamo detto che gli americani sono diventati nemici dell'Europa, ma ce lo dicono loro, i loro intellettuali, i loro attivisti, i loro youtuber, ci dicono che il progetto è quello, step by step, cambiare volto alle nostre società in nome dell'Islam. Capite allora che quello che ha rilanciato in queste ore Matteo Salvini, e cioè stop a ogni permesso per gli islamici finché non firmeranno un accordo con l'Italia e si impegneranno a rispettare le nostre leggi e tradizioni, è il contrario di una battaglia razzista, è una battaglia di libertà, perché il progetto è chiaro, ce lo stanno dicendo, se non lo capiamo neanche ora, è solo colpa nostra. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.